Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Je suis heureux et honoré d'être ici. Je vais parler de la transmission du poème dantesque à travers les siècles, mais surtout précisément dans les passages entre le 18e et le sur le 19e siècle, mais avec une attention focalisée sur la parole cantando et sur la parole chantée, récitée, déclamée. Je vous en prie de me pardonner, je vais parler en italien, mais j'espère la prochaine fois de parler en français. Ovviamente è la trasmissione orale del poema dantesco e soprattutto riguardo al passaggio tra il Settecento e l'Ottocento e focalizzandomi appunto sulla trasmissione orale e in questo passaggio secolare, appunto di una tradizione secolare che esplode come revival dantesco nell'Ottocento. Dividerò sostanzialmente l'intervento in due, parlando appunto di alcuni mediatori di questa trasmissione, di questa secolare tradizione, tra poeti improvvisatori di origine sia arcadica che poi anche popolare contadina, e poi una seconda parte dell'intervento focalizzata sull'esilio, cioè sul contributo di alcuni esuli mazziniani italiani oltremanica, quindi in Inghilterra, tra cui vedremo anche attori e letterati. E quella appunto della trasmissione orale del poema parte, come sappiamo, dalla lettura d'Antis boccacciana e io l'ho incanalata in queste tre canali di trasmissione, quella della poesia estemporanea, della tradizione popolare e della interpretazione cantatorica. È un dipinto della metà dell'Ottocento, quello di Stefano Ussi, pittore patriota, che non a caso rappresenta Boccaccio nelle sue letture d'Antis del 1373, quando appunto una petizione popolare dà avvio a questa secolare fortuna. Quindi si inizia a parlare di un Dante letto pubblicamente, divulgato per il popolo. Ma questa storia, questa trasmissione riguarda anche divulgatori o comunque performer di varia estrazione, più vicino appunto al secolo dei secoli danteschi, al secolo di Dante. Abbiamo questo cantastorie Antonio Pucci, nel cui suo libro di varie storie, una specie di zibaldone, rintracciamo reminiscenze e riferimenti al poema dantesco, soprattutto per spiegare l'origine del mondo e la struttura dell'aldilà, soprattutto nella parte dell'inferno. Andrò veloce appunto perché queste sono delle pillole secolari che fanno parte dello studio che ho condotto per il dottorato, per la tesi di dottorato, Dante in scena. Stessa cosa è possibile rintracciarlo andando a grandi passi nei secoli in un famoso improvvisatore e canterino, il cantastorie Giulio Cesare Croce, del cui studio si è occupata Anna Pergoretti in maniera molto puntuale. Troviamo anche qui questi riferimenti, reminiscenze, che fanno pensare appunto ad una conoscenza, ad una assimilazione all'interno della mnemotecnica di questi performer che agiscono su vari scenari, varie piazze, sia a livello popolare che più alto. Ma come vedremo nel corso degli esempi possiamo appunto parlare di un Dante improvvisato, tra virgolette, appunto perché continua questa scia legata all'Edo greco antico, seppure in tutt'altra contestualizzazione storico-culturale, in cui permangono però degli elementi fissi, la memorizzazione e la ritualità della performance, è appunto un impiego di mnemotecniche consolidate nel tempo che all'interno delle quali il testo dantesco, come anche grandi altri classici, pensiamo alla Gerusalemme liberata o all'Orlando Furioso, vanno a riempire quella enciclopedia, quel generico che ogni performer si porta dietro.
avvicinandoci appunto ai secoli di interesse dell'intervento, quello del passaggio tra 7 e 800, c'è l'esempio di questa improvvisatrice, Teresa Bandettini, di Lucchese, che in questo contesto del convegno appunto in Corsica conferma questo legame tra la Toscana e Bastia in particolare e la Corsica in generale. Lucchese, ma di formazione autodidatta culturalmente, nasce come ballerina e è prima attrice e prima ballerina proprio qui a Bastia. Nel suo repertorio da poetessa improvvisatrice, soprattutto appunto in ottava rima, convergono appunto delle tematiche dantesche, in particolar modo il conte ugolino è ricorrente nelle sue esibizioni. E vediamo, analizzando alcuni testi suoi improvvisati, alcuni suoi improvvisi, che ci accorgiamo ancora di più, come abbiamo visto negli esempi precedenti di Cesare Croce e poi di Pucci, questo continuo ritornare come un fiume carsico appunto di elementi danteschi, reminiscenze, ma non solo semplici reminiscenze, sembra appunto una conoscenza anche se non diretta, perché a volte non ci troviamo di fronte a performer che leggono direttamente il testo dantesco, ma appunto recepita, ricevuta dalla lettura di altri, quindi in forma appunto trasmissione orale a orale. Ho sottolineato appunto i passaggi che più evidenziano questo rapporto. Andando appunto, proseguendo, si capisce che questa della poesia estemporanea è un vero e proprio canale di trasmissione e di comunicazione che ovviamente dall'Arcadia del Settecento poi ha le sue derivazioni giacobine fino ad arrivare a quelle più patriottico-risorgimentali in pieno Ottocento. Ma anche è un vero e proprio fenomeno ampio che coinvolge anche l'intelligenza del nostro paese e soprattutto dei cultori e appassionati e dilettanti che si danno al recitare all'improvviso. Una traccia frammentaria di questo fenomeno è nel personaggio di Antonio Bindocci, senese, nel cui repertorio appunto si riverbera questa carica eversiva e un intraprendente e politicamente schierato appunto avvocato senese che non ha difficoltà a manifestare questa sua carica politicamente schierata nei suoi repertori. Una notizia ci riporta appunto della sua presenza a Bastia alla fine degli anni 20 dell'Ottocento, e nel suo repertorio di quella serata fu accusato appunto di atti sovversivi, tant'è che dovette difendersi, fu imprigionato e poi dovette difendersi davanti al pubblico tribunale con una dissertazione in difesa di se stesso, la quale comincia con una citazione dantesca dal primo canto del Purgatorio. Non a caso quindi ritorna Dante e nel suo repertorio ritornerà anche in forma di ispirazione per alcuni suoi componimenti come Dante Alighieri in esilio. Andando ancora avanti abbiamo altri esempi come quello del più prettamente risorgimentale Giuseppe Recaldi, altro poeta improvvisatore, stavolta di origini novaresi. Sue notizie ho voluto qui riportarvi una curiosità. È un performer impegnato politicamente, schierato appunto per la causa mazziniana e trovandosi in una delle sue esibizioni tournée estere, si trova a Marsiglia e viene rintracciato in un rapporto di spionaggio che seguiva Federico Confalonieri, che era da poco stato trasferito dallo Spielberg dove aveva scontato la sua pena insieme, come sappiamo, a Maroncelli e a Silvio Pellico, doveva essere trasferito negli Stati Uniti, però per una malattia, per problemi di salute, deve aspettare qualche tempo in Provenza, ed è a Marsiglia che appunto lo spionaggio austriaco lo intercetta in questa serata in cui si esibisce appunto il nostro Recaldi e
lo spione, tra virgolette, ha la bontà di recensire questa performance, ovviamente in maniera reazionaria e negativa nei confronti delle tematiche svolte all'improvviso quella sera. E appunto dice, nei seguenti argomenti da lui trattati, cioè nel Dante, nel Galileo, nel ritorno dell'Esule ai suoi lari, ha fatto risuonare con voce, gesti ed ecumenico l'odio ai tiranni, il sacro amor di patria, l'insurrezione contro l'oppressione dello straniero, la libertà, cose tutte che gli hanno prodotto un'infinità di applausi. Questo va benissimo in Francia, ma quando ritornerà in Italia voglio credere che seguirà un'altra strada. Quindi si capisce che il canale, quello estemporaneo, dà modo di esprimersi in maniera anche molto schierata e non passa sotto traccia. E Dante è nel repertorio di questa fortuna e di questa trasmissione. Quindi è possibile parlare anche di un uso enciclopedico della Divina Commedia in questo senso, soprattutto di alcuni episodi, e della vita di Dante stessa. È sempre questo performer Regaldi che di proprio pugno afferma nel prologo di alcuni suoi canti e prose che i suoi tre libri di riferimento sono appunto la Bibbia, Omero e Dante. Siamo in piena ottica risorgimentale, con le sue derivazioni mazziniana, repubblicana e poi vedremo anche monarchica, e andare in giro, in tour per l'Italia e all'estero per questi performer della parola cantata e recitata e declamata è un motivo sia di sostentamento economico, di fama e di appunto divulgazione di alcuni ideali. È lo stesso che sulla via di Regaldi farà una sua ammiratrice, la teramana Giannina Milli, appunto anche in questo caso un'improvvisatrice autodidatta, si forma in una cultura prettamente grazie alla madre, quindi in famiglia, da una piccola biblioteca del fratello a modo di leggere il poema dantesco, e ha una capacità innata di comporre all'impronta. E troviamo nel suo repertorio diversi riferimenti non solo di ispirazione, ma che testimoniano prettamente una conoscenza specifica soprattutto di alcuni canti danteschi. Uno più palese che ho citato nel mio lavoro è quello di Pier delle Vigne, e questi esempi che vi ho proposto, diciamo, vanno a testimonianza di una trasmissione appunto che abbraccia il campo della semi-oralità e a sua volta anche di supporti scritti di una letteratura effimera, perché è vero sì che la trasmissione orale passa dalla voce all'orecchio, ma è anche vero che c'è comunque ci sono testimonianze di una trasmissione scritta di episodi danteschi tramite appunto una letteratura effimera dei fogli volanti, che soprattutto nell'Ottocento, a maggior ragione dopo l'Unità d'Italia, viene promulgata e incitata e favorita dallo status quo. È una tradizione appunto che mette in risalto specifici episodi danteschi, ispirati e riprodotti, rielaborati poi in ottava rima in composizioni che conosciamo, e di cui si incaricano alcune case editrici, soprattutto toscane, fiorentine. Non sono soltanto poemetti in ottava, ma tra cui il Conte Ugolino, la Pia de Domeni, Francesca da Rimini, ma sono anche vere e proprie trascrizioni dei canti danteschi, come in questo caso parallelamente corre la fortuna del maggio, che ora non andrò a sondare, ma andando ad ampie falcate parliamo appunto di questa lezione dei fogli volanti, e dicevo appunto una trascrizione e per esteso appunto di interi passi danteschi, come quello appunto del Conte Ugolino e della sua prigionia. E anche per questa via appunto che continua per la fortuna secolare dantesca, per vie carsiche e non che seguono la letteratura ufficiale, diciamo.
ed è la stessa via che poi porterà a quel riverberarsi nel Novecento, grazie a poeti contadini e pastori, del recitare Dante e del comunicare Dante. Sì, questo è un contrasto di Antonio Neri, un poeta pastore del Viterbese. Domani il professor Kesic sicuramente ci parlerà molto meglio e più diffusamente di questo lato della fortuna dantesca. Questo l'ho messo appunto perché è molto incisivo nel parodiare la figura di Mussolini e del genero Ciano all'inferno, nel 45, siamo nel 45, quindi ha fatti caldi e ben presenti. Ma non è l'unico, abbiamo appunto Riccardo Golotti, di cui ci parla domani il professor Kesic, in questa sua intervista raccolta da Alessandro Portelli negli anni 70, che ci testimonia anche una divulgazione attualizzata dantesca in contesti del tutto informali. In questo caso siamo in una taverna di Tarquinia, il performer è in un contesto di avventori di un bar, appunto, di questa taverna, e si trova appunto a spiegare il concetto del veltro, e lo paragona a quello che in quegli anni era appunto la novità rivoluzionaria del comunismo. Continuando appunto con questa, nel descrivere queste tracce, questi percorsi della ricezione dantesca, dobbiamo fare un passaggio però indietro nel tempo e soprattutto nello spazio, andando al di là della Manica, perché nel passaggio da 7-800 è doveroso fuoriuscire dai confini italiani, ma soprattutto da quelli continentali europei, e andare a vedere dove si forma quel culto dantesco, quel revival, quella che poggia sull'italofilia di fondo, che poi portò alla dantemania dell'Ottocento. Ed è proprio in terra inglese, soprattutto a Londra, che diverrà poi il rifugio di tutti gli esuli europei coinvolti nei moti rivoluzionari, da quelli del 20 in poi fino al 48. Ed è proprio Londra ed è proprio l'Inghilterra, perché è lì che si stava formando quella borghesia industriale protocapitalista, e quindi un pubblico nuovo che ben volentieri accettava e recepiva l'oralità italiana per vari fattori. Qui ne ho messi alcuni. Quelli cruciali sono essenzialmente, che partono dal Settecento, almeno nello studio da cui sono partito io, sono appunto uno dei maggiori è il contributo dell'opera, l'opera lirica, che abitua la colta classe inglese aristocratica e nuova borghese alla vocalità italiana. Allo stesso modo alcuni contributi più prettamente sulla lingua e sulla letteratura italiana sono quelli di Giuseppe Baretti della metà del Settecento, contro la polemica anticlassicistica voltairiana, ma è anche sul campo dell'iconografia che alcuni episodi danteschi hanno una fortuna enorme in oltremanica, soprattutto il Conte Ugolino, a partire dal dipinto di Reynolds, di Joshua Reynolds, che a detta di molti critici del tempo fu uno dei commenti più aderenti alla fonte di tanta critica filologica, e influenzò poi dipinti successivi come quelli di Flaxman, Fuseli, Blake e Doré, arrivando poi a Rodin dell'inizio Novecento. Dicevo, è l'opera italiana dove si forma appunto quel terreno di cultura di cui approfitteranno gli esuli giunti poi oltremanica a partire dagli anni 20 dell'Ottocento. Ma non soltanto l'opera, perché l'Inghilterra era abituata, il pubblico inglese, l'audience inglese, quello acculturato, ma anche in contesti meno ufficiali, come vedremo, come quelli di taverne e public houses, era abituato alla vocalità, all'oralità, al recepire classici della letteratura e del teatro, come quelli
come le pièce shakespeariane, in contesti appunto ex pulpitum, quindi da un performer che li declama. E sono appunto i reading shakespeariani quelli che abituano coltivano questa tradizione secolare, su questa tradizione si innestano i contributi degli italiani a Londra. Il primo fra tutti fu Foscolo, che non solo per iscritto, quindi con i suoi contributi critici apparsi sull'Edinburgh Review, ma anche come performer in alcune lezioni, dissertazioni e pubbliche letture, in cui appunto incentrate sulla letteratura italiana e Dante in particolare, sui nostri classici, proprio perché intercetta quella fame del pubblico di Italian Things, così le chiamano, così risulta appunto dallo spoglio dei newspapers dell'epoca. Su questo, dicevo, su questo terreno così fruttuoso si innestano poi quegli esuli, rifugiati politici ma anche emigrati economici, che a partire dai modi del 20 iniziano a giungere nella capitale inglese. Alcuni nomi sono famosi, come quello di Antonio Panizzi, come il patriota Carlo Pepoli, ma c'è dallo spoglio delle riviste, dei newspapers alla British Library, emerge una folta schiera di sconosciuti, tra virgolette, italiani, che però andavano lì sia per rifugiarsi, trovare asilo, che per sostenersi economicamente. E Dante fornisce loro, i nostri classici, soprattutto Dante, fornisce loro il repertorio essenziale. Di questa schiera fa parte anche un attore, ora questo è un primo esempio, che appunto va a Londra per sbarcare il lunario e si impegna appunto in lezioni pubbliche e declamazioni in cui cita sia brani danteschi come quello del Conte Ugolino, sia atti di tragedie celebri come quelle del Saulo dell'Alfieri. Questi intrattenimenti, non vi ho detto il nome prima, vengono chiamati appunto morning concerts o matinée musicale e déclamatoire. Sono all'ordine del giorno nei palinsesti di alcuni dei ridotti del teatro principale, che è il King's Theatre, o di alcune, appunto, come dicevo prima, taverne e public houses. Ma è appunto con l'arrivo di Mazzini negli anni 30, nel 1836, che questo fenomeno esplode in maniera rilevante. Mazzini fonda la scuola madre di gratuita italiana di Greville Street, che vedrà tra i suoi insegnanti e collaboratori Gabriele Rossetti e un improvvisatore, Filippo Pistrucci, sul quale ha scritto e studiato Rossella Bonfatti. Questi mazziniani, questa congregazione di mazziniani a Londra che si stringe attorno a Mazzini, la scuola di Greville Street, produce una vera e propria drammaturgia che la Bonfatti appunto chiama dell'esilio, che si traduce in alcune performance, quella del Manfredi, tragedia di Pistrucci, e quella del Silvio Pellico di Federico Pescantini, ma che vede coinvolti proprio quegli esuli presenti nel cenacolo mazziniano come attori dilettanti. Ma si produce anche in alcune performance che questo Filippo Pistrucci, continuerà a replicare sia a Londra che quando si ritirerà a Brighton, e in dramatic reading che alternano la lezione e lettura critica di passi danteschi all'intrattenimento musicale e all'improvvisazione finale dello stesso interprete, con accompagnamento di chitarra. Quindi inizia a strutturarsi un entertainment che poi vedremo a breve come sarà rimodellato fino alla metà dell'Ottocento. Infatti l'arrivo, una svolta di questo format dantesco d'oltremanica, è l'arrivo a Londra
nel 1839 del grande attore Gustavo Modena, che ritornando a tutto quello che abbiamo detto ora, quindi a questo contesto particolarmente recettivo della vocalità italiana, coglie questo aspetto e, un po' per sbarcare il lunario, nell'ottica di rientrare in Italia, lui fermente mazziniano proveniente dai moti dalla spedizione infausta in Savoia, si esibisce in quello che la locandina appunto riporta come Italian Declamation sull'inferno di Dante. E anche lui quindi che adotta questo modello del combinare parti recitate dal poema all'intrattenimento musicale. Non è soltanto estratti danteschi, ma anche da tragedie manzoniane. Quindi c'è questa, con Modena il format cambia perché lui va in scena vestito da Dante, si veste del rosso lucco fiorentino secondo una iconografia tradizionale che vede appunto il poeta in questa foggia, e con un leggio e con un amanuense sul palco mette in scena la scrittura della commedia, quindi fa finta di dettare all'amanuense le parole che Dante lì per lì inventa per la composizione del poema stesso. E lo vedremo fra poco al rientro di Modena in Italia dopo l'esilio. Sulla scena di Modena troveremo sulla scena inglese un suo allievo, un attore dilettante, il signor Iannetti, che anche egli nella forma del dramatic reading, stavolta raffinato e concluso appunto per questa specifica ricezione altolocata, riusa appunto canti specifici dell'inferno soprattutto, e li combina a tragedie in voga all'epoca, come quella della Delchi, come tragedie mazziniane ma anche alfieriane. Tutto corroborato da un ricco sempre un programma di canto e musica strumentale. E arrivare a conclusione, perché questo è un filone particolarmente fruttifero alla metà dell'Ottocento sul palcoscenico londinese, vi giungerà anche la grande attrice Adelaide Ristori, che a suo modo si cucirà addosso un proprio format da one woman show dantesco, e non solo, perché abbinerà le letture di classici appunto estratti, il quinto canto dell'inferno o il secondo della Gerusalemme deliberata o l'Orlando Furioso, alle pièce, i personaggi, i suoi cavalli di battaglia, la Giuditta di Giacometti, la Fedra di Racine o la Francesca da Rimini del Pellico. Questo modello lo replicherà anche durante le sue tournée, che dagli anni 60 in poi farà in Europa e oltreoceano. A Parigi la rivediamo questa quando si esibisce al Teatro di Vaudeville, Teatro della Ville di Parigi. Questa incursione dantesca ritorna nell'abbinare la Francesca da Rimini alla Fetra, e quindi vediamo che sulla sponda inglese matura l'idea di un uso modulare dei estratti danteschi e dei nostri classici, sia nella direzione del dramatic reading, sia in quella più prettamente teatrale e dell'improvvisazione, sia in quella più prettamente teatrale di uno spettacolo a tutto tondo con Gustavo Modena, sia del raffinato entertainment e del recital grandattorico da one woman show. Intanto le cose stavano cambiando, da Modena, che riutilizza Dante per veicolare il messaggio repubblicano, mazziniano, quindi soprattutto antipapale, usa appunto quei canti prettamente antipapali come l'invettiva di San Pietro, quindi un riuso diciamo eretico di Dante. Sia il passaggio a un entertainment raffinato, anche perché si arriverà con l'unità d'Italia per via monarchica, e il Dante vittorioso finale sarà quello governativo e appunto filomonarchico. Ma intanto il dantismo era esploso anche in Italia. Al ritorno Modena influenza
generazioni di attori che interpreteranno la commedia come un banco di prova, un esercizio di stile, soprattutto nei passi declamati dal grande attore Modena, ma influenzerà anche i tecnici del settore, quindi parliamo anche di manuali di recitazione e di declamazione. Vi metto l'esempio appunto di Serafino Torelli, che è un professore insegnante di declamazione al Regio Conservatorio di Musica di Milano, che pone la sua attenzione sul fenomeno Modena e sulle sue declamazioni dantesche e si mette alla prova egli stesso in alcune esibizioni, di cui propongo questa al Teatro del Cocomero, oggi Niccolini di Firenze, alternando anche lui, come era il modello al format che abbiamo visto inglese, la declamazione al canto, alla recitazione. La traccia dei riferimenti a alcuni specifici passi della commedia si trovano in quasi tutti i manuali ottocenteschi di recitazione e declamazione come esempi, modelli da utilizzare per il bel parlare, per il ben parlare ad alta voce. E Modena, come dicevo, si vestiva dei panni di Dante in scena secondo il modello dell'iconografia, di cui un esempio appunto è il dipinto di Domenico Di Michelino in Santa Maria del Fiore, e viene apprezzato anche da filologi e dantisti, tra cui Guido Mazzoni, che ne apprezzano appunto l'aderenza al testo e l'interpretazione. Il fenomeno Modena lo porterà in scena, il format dantesco lo porterà in scena fino alla morte nel 1860 e le sue performance verranno recepite e emulate dai suoi eredi sulla scena, i grandi attori soprattutto Tommaso Salvini, Ernesto Rossi e Adelaide Ristori, in particolare in coincidenza con il 6° centenario della nascita del sommo poeta nella Firenze, capitale d'Italia, del 1865. In particolare questo accade in due circostanze del fitto programma dei festeggiamenti che è incentrato su momenti di spiccata teatralità. Uno è la rappresentazione della Francesca da Rimini di Silvio Pellico al Teatro Niccolini, alla presenza del re. L'altra è al Teatro Pagliano, oggi Verdi, di Firenze, in cui i tre si scelgono a testa alcuni canti del poema e li alternano a dei quadri viventi in modo da divulgare nel modo maggiormente possibile la recitazione, la declamazione, con appunto plasticamente dei quadri che la illustrano. E per questa via viene legittimata la presenza del re quando Salvini lo indica e ne fa riferimento affrontando la figura del Veltro, figura salvifica, riferendosi appunto al re presente in sala e suscitando così l'ovazione del pubblico. Ed è per questa via appunto che Dante, quello vittorioso, come avevamo detto prima, dopo l'unità d'Italia, quello filomonarchico, si spegne la carica eversiva delle trasposizioni di Modena, che lo aveva appunto usato in senso repubblicano democratico, e quello governativo che vince è un Dante che verrà anche riutilizzato nel corso degli anni del tempo, se una cartolina dantesca all'inizio della Prima Guerra Mondiale vede troneggiare Dante in un riuso mitico del Risorgimento tra Garibaldi e Cavour a sostegno della politica interventista ormai all'alba e in pieno svolgimento della Prima Guerra Mondiale. Vi ringrazio, scusate per la lingua.